I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Udine, coadiuvati dal personale della compagnia di Tolmezzo, hanno arrestato 2 soggetti per il reato di truffa in concorso. Il fatto si è consumato nei giorni scorsi a Gemona del Friuli. La vittima, un'anziana del luogo, ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che, simulando la notizia di un coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale, è riuscito a convincerla a consegnare oro e denaro posseduti. Il complice in strada a fare il palo, mentre l'altro componente si è presentato presso l'abitazione e, qualificandosi quale carabiniere, si è impossessato dei valori subito dopo allontanandosi. Il lavoro dei carabinieri, quelli veri, ha consentito di individuare i 2 giovani, rintracciandoli nei pressi dell'abitazione ancora in possesso della refurtiva. Si tratta di un italiano e di un extracomunitario di 23 anni, residente in Campania, arrestati e condotti presso la casa circondariale di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I valori, consistenti nella somma di 5.000 euro in contanti e ori stimati per oltre 40.000 euro, sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.